Candela, lumi di candela, mod. Ganzo Candela. Dopo serata della cena, posti dove si mangia bene, si spende il giusto, potete cercarlo su Facebook, una serata che ha visto 3.800 inviti e quanti presenti? 20? 30? Con una percentuale bassissima direi adesso. Quasi un cazzo. Vorrei aggiungere bevete acqua, sempre perché attenzione di bere in maniera moderata. Anche quest'anno inizierà la nostra corsa campestre, vero? Inizia già La prova costume, naturalmente. Avete fatto progressi ragazzi? Sì, grazie. Sì, dall'anno passato sì. Dall'altro anno. Dall'altro anno anche. Adesso che hanno aperto il cavalcavia? Fico, ci buttiamo su. Il treno però. Si trena in transito. È qui. No dai, chi era il tipo che dovevi salutare da Nogara? Vabbè, saluto a parte tutti i buttei che mi segue sempre, che si dei grandi. In moto, motorini anche in moto, tutti quelli che alla Vespa naturalmente, e Nicola Poltronieri, rinomato chef di Barcellona. Mettere tra i tagli. Tra i tagli. No, la prossima dove la facciamo? Alla Knorr. Alla Knorr. Andiamo a mangiare i dadi e le minestre. E dopo il Moda ne offre le splendide confetture. Sì, è un sistema da pioppa. Esatto. Che non so più. Che non si più, però che c'è Resoli, dai. No, ecco, specifichiamo che il video del risotto, quel super risotto del Pioppa, purtroppo non è più valido perché la gestione è cambiata gestione, ragazzi, adesso non so come la funziona. Io devo andare a giocare il cielo, vediamo se succede qualcosa. Può darsi, che del caporisotto, stiamo ruttando. Vendela! E siamo sempre il posto numero 1 della bassa. Ricordiamo che siamo di Landò. Non quello di Brescia, ma quello di Asparello. No, non siamo qua. No, Sanguinetto ancora. Sanguinetto ancora? Certamente. Al confine. Comunque facciamo adesso, essendo un video che veramente poteva far scaturire qualcosa di buono, invece è una vera chiavica, facciamo dei saluti ai personaggi di Sanguinetto, dai. Beh, mi saluto innanzitutto il Dambo, sì, che il Pio, il Bellè, l'Olivo. Va, come dimenticare l'Olivo. Alan che ogni giorno va al Joint Caffè a bere il caffè macchiato caldo e venga pieno. Alan ultimamente sì. Che mi la patente. E anche al Dambo. No, non che più su che le porte. Comunque vorrei salutare anche se possibilmente no, è reality questo. No, adesso secondo me adesso non facciamo nomi. Allora mettiamo che è un personaggio di Sanguinetto che è stato lavato al deco. Cosa è successo? Cioè, raccontala come si può. Come si può narrare perché domani non potremo più raccontarlo. Comunque questa mediterà. C'è gente che già mediterà sul fatto, perché è da pensare che su. Utilizziamo gli ultimi 30 secondi per fare pubblicità. Qualcosa. Cosa c'è a Sanguinetto? A parte la festa del toro? Perché Castel, che ha fatto naturalmente uno spot pubblicitario quando andrà in onda a maggio, non so se vi letto l'Arena. No, è Peagno. No, su Peagno che era sull'Arena del po'. No, adesso hai la possibilità, abbiamo un cantautore Sanguinetto. No! Ma uno. Saluto Ciccio con affetto. Grandissimo. Abbiamo un cantautore. Devi fare, ma dai, che cielo.